Eder. Mech. Pallister. È una situazione strana, tu dici che Sebastiano sapesse della tua relazione con Liliana, lui dice di no. È strana, lui racconta bene le sue fandonie, non può non aver saputo perché è venuto fuori dopo, a posteriori, che anche la seguiva, per cui ci ha in qualche maniera trovati in macchina che io la portavo a San Giacomo. Poteva essere uno dei martedì di novembre a Occhio, ma è venuto fuori che la seguiva anche in altre occasioni, per cui lui racconta fandonie che non può non sapere di noi. Sebastiano sapeva della tua relazione con Liliana, sì o no? Io sono convinto di sì, perché lei non può non avergli detto niente. Mi aveva detto durante gli ultimi mesi: non preoccuparti, io troverò modo di dirlo a Sebastiano. La vostra ipotesi sarebbe quindi che, sapendo di questa relazione, avrebbe provveduto a sistemare le cose. Con ogni probabilità sì, perché semplicemente lei non può non avergli detto nulla, perché eravamo ormai vicinissimi, mancavano 2 giorni o 3 al nostro andarcene a passare il weekend assieme, come abbiamo parlato per mesi, lo abbiamo preparato almeno un paio di mesi. Gli ultimi mesi sono stati fondamentali e in quelli abbiamo in qualche maniera progettato tutto. Allora, la mia ipotesi, che l'ho già detta, la dico di nuovo e lo ridirò in eterno: Lili non può essersi suicidata. Il suicidio ha fatto comodo a tutti, alla procura per prima, perché così si sono lavati le mani, hanno detto che si è suicidata. Addirittura lei era appena scomparsa da 2 giorni che a Sebastiano gli è scappato di dire a Laura: tanto si è suicidata, quando è andato a casa sua e ha portato. Quella è una verità. Laura è l'amica, la moglie dell'amico di Romance di Sonzo, attualmente povera, e le faccio tutti gli auguri. Assolutamente, secondo noi Liliana non si è suicidata. Secondo noi si tratta di un delitto di prossimità, cioè un delitto che si consuma tra la più ristretta cerchia di relazioni di Liliana. Anche perché, per chiudere questa vicenda, noi non ci possiamo non confrontare con la scena dove, insomma, il luogo dove è stata trovata Liliana e come è stata trovata Liliana, la posizione. Cioè Liliana, ricordiamo che è stata ritrovata in posizione simil fetale, simil dormiente, così dice la medicina legale, e chiaramente contrasta, mal si attaglia con una morte asfittica di questa donna. C'è molta fiducia nella riesumazione ormai prossima. Voi contate di ottenere informazioni nuove che potrebbero fare la differenza? Certo è che a 2 anni di distanza sappiamo che purtroppo sul nostro corpo si avviano dei processi degenerativi, per cui questo corpo darà sempre meno informazioni. Però se un grande professore come la Cattaneo ha deciso di proseguire per questa attività, evidentemente pensa che qualche informazione utile ancora la possiamo ricavare. Secondo la relazione medico-legale ci sarebbero tracce di congelamento sul corpo di Liliana. Questo infatti è un approfondimento medico-legale che noi abbiamo chiesto, anche perché sono proprio i medici legali che annoverano tra le concause di morte di Liliana una ipotermia di ambiente esterno. Chiaro, non si può parlare di congelamento, perché le due cose sono diversissime. Congelamento vuol dire andare sotto zero, mentre raffreddamento, quello sì deve essere stato, se no... Claudio, tu hai sempre sostenuto che il corpo è stato spostato poche ore prima del rinvenimento. È lampante. Allora, la cosa più importante che deve venire fuori da queste nuove indagini è... dove il corpo è stato tenuto. Questo è il mistero da chiarire. Lei è stata tenuta in qualche posto freddo vuol dire 2-3 gradi, ecco, che può essere una cella frigorifera, una grotta, non ho idea, ma la grotta non è costante ed è pericolosa perché è piena di bestie. Una grotta, non trovi una grotta a misura, mentre invece un refrigeratore sì, il corpo ha, perché è rimasto in fin dei conti diciamo nascosto, chiamiamole pure così, per una ventina di giorni. Lei è stata messa lì la notte tra il 4 e il 5 gennaio, perché se la mettevano solo una notte prima la trovavano piena di insetti, bestie varie, e probabilmente già l'avrebbero usata qualche o topo o cinghiale, che là ce n'erano, ci sono, per capirci. Lei è stata trovata praticamente indenne come vestiario, come tutto. Questo vuol dire che è stata messa lì poche ore prima di essere trovata, diciamo la notte tra il 4 e il 5. Allora, per noi è ancora tutto da scrivere, sia l'epoca che la causa di morte.
Forse stiamo confidando troppo nella medicina legale, però l'errore che si sta facendo in questa indagine è di non fare una valutazione unitaria e globale di tutti gli elementi che stanno venendo fuori. Ci stiamo troppo spostando verso la medicina legale. Molta gente vorrebbe ancora che tu potessi darci una prova della tua relazione con Liliana. Ma io potrei anche trovare le prove, ma non voglio farlo perché metterei di mezzo amici e parenti che non voglio tirare in ballo. Non serve oggi come oggi. Se un domani dovesse servire per forza, io potrei anche farlo. Ma fortunatamente ci hai sempre detto che alla polizia le prove le hai portate. Certo, ma non le prove, non ci sono prove. Cosa io con Liliana dovevo fare dei filmetti a farli vedere qua? Ma non scherziamo, quando due sono clandestini si nascondono. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.